Diciamo che la prima uscita mostrava un po' l'eleganza delle ragazze, la seconda un po' il portamento insieme ai gioielli e adesso c'è la terza uscita per la fisicità, per la bellezza, che è quello che richiama un po' questa serata, perché noi premiamo la bellezza, si chiama concorso di bellezza. Questa, lo ripeto ancora, è l'ultima tappa Veneto qui a Porto Viro di Miss Reginetta d'Italia. Dopodiché il 20 agosto ci sarà la finale e fasceremo questa sera 4 ragazze, 3 da giuria più una quarta come fascia speciale. Pronti per la terza ed ultima uscita in costume Miss Reginetta d'Italia.
questa ultima in costume, la giuria ha votato la bellezza e la fisicità. Adesso tra non molto verranno ritirate le schede dei 5 giurati, si farà il conteggio e poi ci saranno le premiazioni con le rispettive foto che potete vedere nei prossimi giorni nei vari profili, compreso anche la pagina Aspiranti Fotomodelle Italia, oltre alla pagina di Miss Reginetta d'Italia Veneto, tutte le foto della serata e il video invece di Mario Bonesi su YouTube nei prossimi giorni. È arrivato il momento delle prime 3 fasciate della giuria e la quarta fascia speciale. Tutto fuori, avanti, non ha importanza se il numero o meno. Eccole qua le nostre protagoniste di questa sera, dove si premia la bellezza per la tappa qui a Portoviro, ultima tappa per Miss Reginetta d'Italia. Voglio sentire il vostro calore però, pochi ma buoni. Quelle che non saranno fasciate questa sera, che il 20 agosto nel pomeriggio ci sarà un casting straordinario insieme al patron del concorso. Chi di voi vorrà partecipare potrà essere scelta e fermarsi per essere finalista la sera, ok? Una sorta di ripescaggio, chiamiamola così. Quindi stasera fasciate 4 ormai aggiudicate per la finale, le altre possono avere questa possibilità. Casting straordinario nel pomeriggio del 20 agosto a Viva Italia di Padova. Prima però chiamerei la mia valletta, vieni qua, Patrizia, vieni. Nessuno applaude, Patrizia. Mamma mia, siete sciocca. Patrizia Crosato che è già finalista. Adesso chiamiamo Giulia. Vieni Giulia, la piccola Giulia che ha sfilato prima. Giulia, non è retorica, a me hanno fatto tutti i complimenti per la tua uscita. Vieni qua, fatti vedere lui. Venite in... Sì, puoi tornare lì così dopo dai una mano per le fasce. Allora, Giulia, ferma lì, non ti muovere. C'è intanto Gioielli dell'Acquario che ti vuol dare un omaggino. Come vuoi? Fotografi dove sono? Ah, ecco. Ci sembrava giusto dare un presente alla bellissima Giulia. Che da come sfida io la vedo bene nei prossimi anni, più che bene, oltre a essere molto bella, quindi. Inna, facciamo notte? Ok, i gioielli dell'Acquario, fallo vedere, Giulia, alza il braccio, eccolo lì. E poi c'è un altro omaggino per te offerto dall'agenzia, foto con Patrizia, benissimo. Giulia, quel pacchetto lì, dopo lo apri, quello rosso, e ti dico io come funziona. Adesso puoi tornare da mamma. Brava Giulia! Ecco, ora chiamerei Antonella Sessero. Vieni qua.
Un applauso alla fotografa Antonella, mettiti qua vicino a Patrizia. Antonella, io avevo promesso tempo fa un omaggio, un premio, perché aveva fatto una foto stupenda a Gloria, un viaggio soggiorno per una settimana per 4 persone. Eccolo qua, per Antonella Sessolo. Adesso chiamerei Graziano Baroni. Vieni, tu vai, vi chiamo uno alla volta perché così. Graziano è uno dei più, come dire, fedeli fotografi, perché fin da 2 anni fa abbiamo iniziato con i concorsi di bellezza, ci segue. Gloria, vieni. Allora, anche per Graziano, per premiare la sua fedeltà, fa chilometri per venire, perché lui è un po' a Verona, un po' a Milano, un po' a Vicenza, un po' a Napoli, va dappertutto. Viaggio soggiorno di una settimana per 4 persone, fotografo Graziano Baroni. Bene. Vediamo anche lui. Adesso io vorrei spiegare il discorso della fascia speciale. Le prime 3 classificate, terza, seconda e prima, sono state votate dalla giuria. La quarta fascia speciale dall'agenzia, che non è detto che sia arrivata quarta, può essere arrivata sesta, ottava, nona, ma che l'agenzia ritiene talentuosa per portarla alla finale. Ok? Abbastanza chiaro? Quindi Patrizia, se dai una mano a Gloria, vi avvicinate con le fasce per fasciare la terza classificata, Alina, facciamo un applauso, Alina Dobrovolsky, buonanotte, la nostra modella e fotomodella, pronta a fasciare la terza classificata. Terza classificata che vince anche lei, oltre alla fascia, oltre all'assegnazione per la finale regionale del 20 agosto a Padova. Marco, tienti pronto con un sottofondo, anche adesso se vuoi puoi metterlo, perché io sono timido a parlare e basta, se c'è invece un po' di sottofondo musicale meglio. Terza classificata con 125 punti è la numero 3, Margherita Foxa. Classificata c'è un ex aequo. Allora è chiaro che una delle due sarà seconda e una era abbastanza prevedibile, perché sono tutte totalmente belle. Vi ricordo che dopo aver dato terza, anzi seconda e prima, c'è la quarta fascia speciale. E poi le altre, la possibilità di venire al casting straordinario il 20 agosto. Ne riparleremo al limite in privato, su Facebook, se volete altre informazioni per questo ripescaggio. Allora, io direi di presentarsi al centro per pari merito. Sono con entrambi 131 voti Diana Mar la seconda classificata, e per la terza, anzi per la prima classificata, Barbara Draghi, se vuoi venire qui a
fasciare appunto la prima classificata. Barbara Braghin ha un doppio incarico, perché oltre a fasciare la prima, come presidente giuria, ora mi dovrà dire in diretta chi preferisce. Adesso tu mi devi dire o Nicole o Diana Eva Mark. Se tu mi dici un nome, diciamo chi è la prima stasera, che comunque alla finale del 20 agosto a Padova saranno a parità, perché parteciperanno per la finale nazionale, ok? Mi scegli Nicole e quella ragazza col costume dorato, oppure quella col costume di Diana Eva Mark, prima classificata stasera. Nicole Mangiato. Agosto a Villa Italia Padova per la finale, diamo anche gli omaggi, prima classificata un costume moda mare e il viaggio. Adesso c'è la fascia speciale. Nel frattempo io ringrazio ufficialmente ancora una volta Manuela Rancondo, la Parafica, tutta la giuria, tutti i nostri amici collaboratori e sponsor, Gloria Balsato che avete visto parlare prima, che ha dato la mano al backstage, e Patrizia Cosato come valletta. La fascia speciale e quindi anche lei da Manuela. Vieni Manuela, vieni, un applauso a Manuela. Fascia speciale, quindi finalista regionale Veneto, Teona Aolariti, non si pronuncia così. Intervenuti. Allora, adesso le ragazze andranno là in fondo per le foto, tutte insieme, prima le fasciate, seguite i consigli del fotografi e poi tutte le altre, perché vogliamo darvi tanta visibilità ovviamente sulle nostre pagine, sui web e su Facebook, d'accordo? Un bel applauso alle nostre partecipanti.